Siamo tornati in studio, parliamo ancora della lista Veneto Vento Nuovo. Andrea Castagna, Sinistra Ecologia e Libertà. Lei però è un volto abbastanza noto, non della politica ma del sindacato, no? Sì. Anni e anni diciamo che ho svolto di battaglie. Sì, diciamo Camera del Lavoro a Padova, no? Camera del Lavoro a Padova, prima la CGIL regionale, prima ancora i metalmeccanici, quindi sia a Verona che a livello regionale. Quindi 28 anni intensi, mettiamola così. Insomma, Landini allora scenderà in politica, ne approfitto della sua presenza. No, non solo perché l'ha già detto lui, ma allora Maurizio Landini è davvero fortemente interessato a un ragionamento di carattere sindacale. Ed è vero che nel sindacato una condizione sociale non è soltanto appetita dai partiti o patrimonio dei partiti, è una condizione che per quanto riguarda la CGIL, giustamente lui l'ha detto anche a Roma, è sempre stata nel DNA. Il sindacato è un soggetto politico, se non facciamo finta, come è un soggetto politico Confindustria, come è un soggetto politico Confcommercio. Come sono tutti soggetti politici. Sì, e hanno bisogno questi soggetti anche di rappresentanza sociale come i sindacati di avere un contesto anche politico che dia una qualche risposta ai problemi. I problemi messi in campo da Maurizio Landini mi pare che siano abbastanza noti, come peraltro la CGIL con la manifestazione in piazza San Giovanni. Quindi avere un contesto politico è fondamentale per una forza sociale che rappresenta milioni di persone, lavoratrici, lavoratori, purtroppo in questa fase persone che non trovano lavoro o che l'hanno perso. Andrea Castagna perché si offre alla politica per cercare di trovare una soluzione a quelle che sono le questioni del lavoro, perché in Regione Veneto non è più una eccellenza, non è più un'isola felice, ci sono circa 200.000 disoccupati, almeno se il dato è confermato. Diciamo che offro alla politica, a chi mi ha chiesto naturalmente, in questo caso Sinistra Ecologia e Libertà, una mia esperienza per quanto riguarda i temi di cui mi sono occupato per molti anni. Il Veneto non è più il laboratorio dell'economia che veniva studiato negli anni scorsi, il Veneto soffre in maniera consistente del problema della crisi, il Veneto è una regione che ha bisogno proprio di cambiare marcia e cambiare marcia significa che la politica deve diventare regia dello sviluppo, un nuovo modello di sviluppo che non sia quello che abbiamo conosciuto, di tanti capannoni oggi purtroppo ancora chiusi o inoccupati, e ricercare appunto quali sono le nuove frontiere del lavoro, mettendo a disposizione le proprie capacità di risorse, la Regione ne ha, dei fondi sociali europei che la Regione Veneto non usa dal nostro punto di vista in maniera adeguata per ricreare un nuovo modello di sviluppo. Come si può essere regia dello sviluppo economico? Perché uno potrebbe dire se la politica diventa regia dello sviluppo limita la libera intraprendenza. Guardi, non c'è... Sì, no, ma è una tesi questa che qualcuno... Sì. Non c'è paese al mondo da un punto di vista economico chiamato capitalista in cui lo Stato attraverso varie forme abbia una capacità di intervento sull'economia e sull'economia produttiva. Non dimentichiamo che in Germania il settore dell'auto, tanto per fare un esempio, in modo particolare la Volkswagen, è un'azienda... Tanto per fare un esempio. Cioè, parliamo del settore dell'auto, come in Francia appunto vi sono compenetrazioni, ma anche questo dove non è questa anche negli Stati Uniti parliamo del settore dell'auto. Ci arrivavo. Se non ci fossero state le risorse messe a disposizione da Obama, cioè denaro pubblico, certo, e contemporaneamente il fondo pensione dei lavoratori della Chrysler, molto probabilmente l'idea di Marchionne di sviluppare l'auto là non ci sarebbe stata. Ma dirò di più, sempre stando sull'auto, quando Marchionne andò in Germania per tentare di comprare l'Opel, il primo no che ricevette all'acquisto della Opel non fu né di Landini né del sindacato tedesco, ma fu della Merkel, perché il governo tedesco pensa che anche la produzione di un'auto deve avere alcune caratteristiche di evoluzione nel futuro e non la solita auto col cofano, le quattro ruote e il motore. Quello quindi che non facciamo in Italia, vuole dire. Esatto, quindi vuol dire che un paese normale, anche segnato politicamente da schieramenti diversi, ha tutto l'interesse di intervenire nel settore dell'economia. Pensare, come in Italia, come sta facendo il governo, che basta mettere a disposizione delle risorse perché automaticamente l'impresa, il sistema di imprese dia sviluppo, è un'idea che purtroppo Quindi lei è polemica con le politiche del governo sul lavoro? Certamente sì, perché non offrono nessuna garanzia e al di là degli annunci che sono stati fatti per quanto riguarda i nuovi assunti, che bastava che l'Istat mettesse nero su bianco, si è verificato esattamente quello che pensavamo, cioè trasformazione dei rapporti di lavoro, ma non determina alcunché in termini di nuova occupazione. Noi abbiamo bisogno di nuova occupazione, oltre che consolidare
quella che c'è, e quella è la nuova occupazione che puoi determinare attraverso un nuovo modello di sviluppo che ridisegni il panorama industriale italiano, che nel frattempo si è andato un po' perso, insomma, che i cinesi comprino la Pirelli può essere anche affascinante perché entrano capitali stranieri, il dato che non è più patrimonio tuo quel tipo di produzione come potremmo fare le altre. Servono investimenti pubblici che attirino gli investimenti privati e non lasciare soltanto l'investitore privato alla gestione di una crisi che ha queste dimensioni. Due cose, gli investimenti pubblici però in passato hanno creato i grandi monopoli, le grandi industrie che poi alla fine 2, 3, 4 che hanno un po' fatto il bello e il cattivo tempo nel nostro paese, quindi cosa intende per investimenti pubblici? No, investimenti pubblici penso che ci sia bisogno di trovare risorse non per rifare le partecipazioni statali, perché non è questa la condizione e sarebbe da questo punto di vista utile pensare però cosa sono state le partecipazioni statali. Certo, nell'ultima fase la degenerazione della politica nell'economia determinando anche una condizione sì, un po' particolare. L'humus per tutta la serie di Tangentopoli. Se però non ci fosse stata l'idea dell'IRI del dopoguerra, e cioè la ricostruzione attraverso il pubblico di grandi asset produttivi, di grandi fabbriche in alcuni settori che venivano considerati importanti, non solo l'auto con l'Alfa Romeo, non solo la siderurgia con l'Italsider, non solo la cantieristica con la Fincantieri, molto probabilmente il tessuto produttivo italiano ha avuto anche quello privato, sicuramente elementi positivi della creazione di un intervento statuale. Ora però non si tratta di ricostruire questo, si tratta però di utilizzare le risorse, anche quelle comunitarie, anche quelle interne, faccio per esempio riferimento alla Cassa Depositi e Prestiti, perché lo Stato sia regia dello sviluppo, non che debba ricostruire le fabbriche. Non penso che sia un coordinamento, una regia però che guardi lo sviluppo, quali sono le direttrici con cui il tuo paese compete nel mondo, quali sono le nuove frontiere da affrontare e utilizzando i giovani che abbiamo, che escono dalle nostre università, ma anche contemporaneamente anche un nuovo modello di sviluppo da ricreare. Lei sta proponendo un nuovo modello di sviluppo per il lavoro, che è un modello che propone anche per il Veneto, il suo partito sostiene Alessandra Moretti, Partito Democratico, Matteo Renzi, è quel governo di cui pochi minuti fa ha un po' contestato le politiche del lavoro. Come si fa allora a avere le due posizioni e quali saranno le politiche del lavoro che pensate di avviare con la presidenza di Alessandra Moretti, che a questo punto mi sembra di capire devono essere diverse da quello che ha fatto il governo? Ci sono delle competenze che sono appunto ascritte alle regioni, la capacità amministrativa delle regioni, che è diversa dalla componente nazionale. Noi siamo ancora in opposizione e stiamo ancora in opposizione alle politiche nazionali del governo Renzi, sia sulle politiche di carattere industriale, sia sulle politiche di carattere sociale, sia quelle istituzionali. Quindi però mi sembra che la Moretti dubbi. Voglia comunque trasferire dei sistemi. Non è automatico il trasferimento, primo perché ci sono delle competenze che non competono alla regione, mentre ci sono delle competenze che sono della regione. Facciamo un esempio. Cioè il Jobs Act potrebbe... Il Jobs Act non interviene, però c'è un pezzo del Jobs Act che a noi interessa molto, che è quello legato alle politiche attive del lavoro. Il governo ha cancellato le province, c'è un piccolo problema, che i lavoratori delle province sono ancora lì e tra i lavoratori delle province ci sono i lavoratori che hanno adibiti ai centri pubblici per l'impiego, cioè quella cosa che lo Stato nel corso della sua storia ha deciso che doveva essere addebitata al pubblico, cioè l'incrocio domanda-offerta doveva essere un incrocio pubblico, la gestione pubblica. Nel corso di questi ultimi 20 anni, 25, credo che nessun disoccupato sia passato al centro per l'impiego. Siamo passati, una persona normale che pensa di trovare lavoro non va al centro per l'impiego, va a un'agenzia interinale. Allora, oppure va online a questo punto. Esatto, si tratta di riportare invece le competenze e le caratteristiche come avviene in altri paesi e non mi riferisco né alla Cina né alla Russia di Putin, nei paesi europei dove l'incrocio è appunto il centro per lavoro che invece... L'84% delle assunzioni in Germania avvengono, oppure in Danimarca 82%, avvengono per il centro per l'impiego, da noi è esattamente il contrario. Quindi, nel Job Act c'è questa ipotesi di costruire l'agenzia nazionale. Noi abbiamo chiesto alla Moretti e l'abbiamo acquisito nel confronto con il Partito Democratico che nel Veneto si costituisca l'agenzia regionale per il lavoro che abbia questo scopo e acquisendo saranno felici quelli delle agenzie i 640 privati. E però questo quando si dice noi crediamo molto fortemente alle parole d'ordine che si lanciano, cioè se si vuole essere alternativi a Galan Zaia dell'ultimo ventennio, cioè del ventennio, al centrodestra, è chiaro che devi anche mettere in campo politiche che sono alternative.
non consideriamo che in questo Veneto l'esperienza, chiamiamola così, del ministro Sacconi, prima da sottosegretario, poi da ministro del lavoro, hanno portato a una condizione così in cui, appunto, come si diceva prima, se una persona normale cerca lavoro non va al centro per l'impiego ma va a un'agenzia interinale. Quindi portando... No, magari va anche al centro per l'impiego, sì, ma non riesce a avere assumendo come principio che l'incrocio domanda-offerta per la nostra legislazione non deve avere scopo di lucro. Per quello era pubblica, non per un vezzo di mettere i lavoratori pubblici. Se tu lo sposti sull'agenzia interinale è evidente che c'è lucro e quindi risponde meglio. Però forse nasce anche da un'esigenza che chi cerca lavoro magari sa che dando una piccola contribuzione magari questo incrocio avvenga realmente, mentre il centro per l'impiego la propria domanda finisca lì tra tante... Sì, ma infatti basta andare in qualsiasi paese europeo, dalla Danimarca, la Germania e la Francia, e scoprire che i centri per l'impiego sono stati dotati di strutture che il privato non può fare. Quindi se tu togli queste risorse, è evidente, non serve licenziare o chiudere le province, basta togliere le risorse e spostarle da una parte. È ovvio che il privato, per fare il business, alimenta le proprie capacità di investimento anche su un terreno che non dovrebbe essere. È ovvio che è più dinamico. Come si fa a dare dinamismo agli enti pubblici, fatto salvo che ci sono parecchi impiegati, parecchi funzionari che lavorano in maniera eccellente? Cioè, sì. Forse è proprio il sistema che... Guarda, le dico come funziona in Germania, così facciamo una cosa anche di scoop per quanto riguarda l'Agenzia Regionale Veneto che noi pensiamo di acquisire se vinciamo le elezioni. Che questa è una Germania, regionale per il lavoro. Sì, in Germania succede così: un lavoratore del centro per l'impiego pubblico riceve il lavoratore licenziato alla Volkswagen. A parte le condizioni economiche di chi viene licenziato alla Volkswagen sono profondamente diverse da quelle italiane, ma lo riceve. Questo lavoratore ha l'obbligo di fare un percorso formativo nel momento in cui è in cassa integrazione o subisce appunto ha una condizione di questo tipo. Il soggetto che lo segue nel percorso formativo, la ricerca di lavoro, nel momento in cui il lavoratore trova lavoro ha una percentuale di aumento salariale sul proprio stipendio. Per dare l'esempio, esattamente quello che purtroppo accadeva in Italia con i bancari, che ricevevano delle risorse economiche di aumento sullo stipendio quando facevano accedere alle azioni Parmalat i correntisti. Noi pensiamo che questo fosse sbagliato, pensiamo che però se io incentivo il pubblico alla ricollocazione, che vuol dire conoscere il proprio territorio, conoscere le esigenze, conoscere le esigenze delle imprese, quali sono i mercati, e fornisce anche a quel soggetto... Quali sono le nuove professioni? E fornisce a quel soggetto anche un elemento di, diciamo così, di natura economica, sia un elemento, adesso non si tratta di aumentare, però si tratta di coinvolgere il lavoratore pubblico nella determinazione del riavvio del lavoro. Questo accade in un paese come la Germania. Un altro minuto, quale contributo di Sinistra Ecologia e Libertà a questo ipotetico futuro? Noi pensiamo che sia necessario cambiare il Veneto, il vento del Veneto nuovo, crediamo fortemente. Crediamo che sia possibile governare questa regione con quelle competenze che la regione ha, che non è tutto, non è tutta l'azione di governo nazionale, ma sono appunto sanità, infrastrutture, dove sia possibile appunto cambiare una gestione che è durata 20 anni e che, se mi permette, non è che abbia prodotto danni irreparabili, ammesso che la sanità io penso che sia una delle eccellenze per il personale che c'è, più che per le scelte fatte da un punto di vista burocratico. Non ha prodotto danni, ma è una crisi che ha queste dimensioni. Secondo me la politica regionale, a partire dal governatore Zaia e chi l'ha preceduto, doveva intervenire, non dando solidarietà ai lavoratori che perdono il posto di lavoro, ma ricercando quali sono le frontiere nuove del lavoro da creare. Certo, altre regioni l'hanno fatto. Che non sembra fatto da un sindacato, altre regioni l'hanno fatto, la Puglia... Una visione dinamica. Il problema che io penso sia determinante, l'Istat ci ha messo in evidenza, è che aumentano i disoccupati. I disoccupati sono persone che non percepiscono alcun reddito, non hanno nessuna speranza. Io penso che la politica, al di là delle buttate, debba proprio meritarsi il consenso quando affronta queste questioni e dà una risposta immediata. Io ringrazio Andrea Castagna. Forse questo è l'elemento del sindacalismo che emerge, ma un sindacalismo nuovo, interessante, non di assistenza. E questa è una nota innovativa. Ringrazio Andrea Castagna, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina. Torniamo durante la giornata con l'edizione del TG. Grazie, arrivederci.